Allora, riprendiamo col discorso dell'APE. Sì, allora l'APE, quella che all'inizio sembrava fosse solo questa la risposta prima del confronto tra il governo e le parti sociali, era questo prestito che per cui lo Stato si fa garante, è un prestito che comunque fai con un istituto bancario e che ti presta i soldi come se tu prendessi una pensione fino a quando maturi effettivamente il diritto alla pensione, prestito che però devi restituire. Il problema è che il governo si fa garante di un tasso agevolato, però la persona deve assolutamente restituire. È un'opportunità, è una scelta che uno, sulla base delle condizioni, del reddito, insomma della sua situazione economica, non ce la fa più, non vuole più continuare quel lavoro, oppure l'ha perso, non lo so, e c'è questa possibilità. Però nel confronto con il governo sono state introdotte altre due tipologie di APE, ed è quella su cui siamo anche contenti, insomma, come risultato, che è l'APE social, no? L'APE sociale, che quindi dà la possibilità soprattutto a quelle persone che hanno perso il lavoro ma che sono in condizioni, hanno un reddito basso e sono in condizioni davvero di difficoltà, quindi il prestito praticamente è pagato interamente dallo Stato, la persona non deve restituire nulla, quindi è, come dire, un anticipo di pensione, che è una pensione che non può superare i 1.500 euro lordi mensili, no? Però insomma, se per esempio quando scatterebbe l'età pensionabile della vecchiaia, questa pensione sarebbe più alta invece dei 1.500 euro, uno può anche comunque chiedere la differenza, ma allora si paga il prestito di quella parte eccedente, la paga. Però insomma, se uno è in condizioni, ripeto, per poter rientrare nell'APE social devi essere in una situazione economica disagiata, insomma con grosse difficoltà, credo che 1.500 euro possono... È una buona risposta. Buona pensione, la terza APE è quella che invece si può contrattare con il datore di lavoro. Se un'azienda deve, per problemi che non ha più il lavoro a sufficienza, che deve rinnovare il team dei lavoratori e quant'altro, decide che manda in prepensionamento, è un pensionamento agevolato, uno scivolo, diciamo, no? Così, e si concorda con l'azienda questo prestito, quanto paga l'azienda, se lo paga interamente o se ne paga una parte, e comunque è soggetto a un accordo tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali, in questo caso, insomma, che anche questa è un'ulteriore opportunità. Sono quindi praticamente degli scivoli per andare prima in pensione, ma secondo voi come sindacato, vista la situazione attuale con la riforma disastrosa, ricordiamo la riforma Fornero, perché poteva essere una buona riforma dignitosa in un contesto completamente diverso, invece nel contesto economico attuale è stato un disastro, perché il risultato lo si vede, i giovani sono fuori dal mercato del lavoro, quindi di fatto è questo. Per andare in pensione, a meno che di non accettare situazioni che comunque sono deteriori, bisogna aspettare l'ira di Dio, e quindi molti che potrebbero andare in pensione si tengono il posto di lavoro con le unghie e con i denti. Secondo voi questi scivoli potranno essere accolti facilmente dai pensionabili, oppure molti diranno tiro avanti e cerco di resistere? Cioè, sono convenienti oppure no? Questo un po' ci chiedono i telespettatori. Cioè, se vale la pena, è meglio resistere il più possibile, perché dopo se no uno se ne va a pentire. Tenendo conto di questo, come voi ben sapete, e dopo ne parliamo, le spese sanitarie sono sempre più a carico della persona, come uno diventa pensionato e poi grande anziano, arriva alle venerande età, sono sempre più onerose, per cui bisogna sempre guardare un po' più in là, quindi magari i soldi possono servire, adesso se ce la fai cerca di lavorare il più lungo possibile. Cosa ne dite voi?
Ma diciamo che per l'APE di cui parlava adesso la Rosanna, quella che ci si paga interamente tramite il prestito garantito dallo Stato, sicuramente vale questa riflessione fatta. Per l'APE social invece, siccome viene concessa a determinate categorie che sono in grande difficoltà, penso per esempio a persone che hanno perso il lavoro, che hanno finito di avere gli ammortizzatori sociali perché è concluso il tempo in cui avevano diritto a questa misura, penso alle persone che hanno una ridotta capacità lavorativa pari o superiore al 74%, penso a persone che si occupano del lavoro presso la propria famiglia, di un parente di primo grado, del coniuge o di un parente del primo grado disabile, certificato dalla legge 108, penso poi alle persone che svolgono lavori gravosi, che il provvedimento ha stilato, proprio ha fatto un elenco di lavori gravosi. Ecco, per queste persone qua il prestito, l'APE social cosiddetta, l'APE sociale, la possibilità di anticipare la pensione è conveniente perché loro non la pagano, non pagano proprio questo anticipo di pensione. Certo che nel tavolo di cui parlavo prima, tra i punti noi ne abbiamo messo uno di importante, è studiare un sistema di flessibilità in uscita dal lavoro con il sistema contributivo, perché la risposta non può essere l'APE di cui ci parlava Rosanna adesso, perché è veramente dal punto di vista economico molto pesante. Esatto, voi infatti l'avevate contrastata, cioè avevate fatto delle obiezioni a questa certamente cosa. Non siamo assolutamente d'accordo a quel tipo di misura. Ma poi l'altra cosa che non è stata toccata dalla riforma e che invece nella nostra piattaforma è al primo posto è la pensione dei giovani, pensare a una pensione di garanzia per i giovani, per i nostri giovani che da una parte stanno risentendo della crisi che è in atto ormai da anni e che quindi un domani non avranno i contributi sufficienti ad avere quella vita dignitosa, no, di cui si parlava, e dall'altra parte bisogna pur pensare anche al fatto che un domani non ci saranno più i paletti tipo l'integrazione al trattamento minimo che adesso abbiamo ancora in vigore. Con il sistema contributivo ci sarà una grande difficoltà ad avere la pensione entro un'età, come posso dire, un'età, dovranno la maggior parte delle persone, se non si porrà rimedio al sistema della rivalutazione, come posso dire, dell'aspettativa di vita, andrà in pensione dopo i 70 anni e quindi terrificante, la questione si pone, cioè, viene e soprattutto si pone perché saranno i giovani di adesso che pagheranno poi un domani questa modalità, insomma, che non va bene. Dopo, ricordando un'altra mail che è arrivata, adesso provo a chiederla, non so chi delle due può rispondere naturalmente, però cerchiamo, visto che poi andiamo a Natale, non ci vedremo per le trasmissioni in diretta così fino a gennaio, vediamo se riusciamo a dare delle risposte. Fondo pensionistico, alcuni dicono ma è consigliabile chiedere ai giovani di aprire un fondo pensionistico, magari il genitore o il nonno ci dà una mano, eccetera, o non vale più la pena? No, allora intanto c'è la previdenza complementare, che è quella prevista ancora nella famosa riforma Dini del 1995, che è fatta con gli accordi sindacali, perché ci dimentichiamo che era stato creato questo strumento per proprio compensare le perdite che il sistema contributivo di fatto avrebbe dato. Il problema è che non è obbligatoria, quindi i lavoratori non sono obbligati a iscriversi a questi fondi complementari di previdenza complementare. E io mi sento veramente invece di fare un appello a favore, perché abbiamo visto che negli anni questi fondi, che sono gestiti dalle organizzazioni sindacali e assieme anche ai datori di lavoro, hanno dato sono positivi, insomma, hanno una rendita davvero positiva. Quindi, ma sono tassati? Adesso non c'è stata quindi una tassazione ulteriore, insomma, quindi sono tassati. Sono tassati normalmente, insomma, come previsto. Però siccome sono
anche quelli sono fondi di investimento e con controllo da parte delle organizzazioni sindacali, quindi c'è il fondo dei metalmeccanici, c'è il fondo degli elettrici, ci sono insomma i vari fondi, e abbiamo visto che i risultati nel tempo si sono mantenuti e sono aumentati i valori. Quindi possono essere una soluzione di supporto, certo. perché qua stiamo dicendo perché quando tu ti rivolgi invece a così in maniera individuale, no? Se sei da solo e fai un contratto con un'assicurazione per conto tuo, rispondi tu e l'assicurazione. Qua invece sei dentro a un sistema che controlla le cose, no? Che monitora, che continuamente ti tiene aggiornato su come stanno andando, e siccome si tratta di fare l'interesse dei lavoratori, no? Certo. In questo caso veramente l'invito è che i lavoratori si fidino e che investano. È una piccola parte, perché la maggior parte di quei contributi per la previdenza complementare li deve mettere il datore di lavoro. Allora insomma, sfruttiamo queste opportunità. Se io vado da un'assicurazione privata invece me la pago totalmente. Certo, totalmente io, insomma, ecco. Quindi questa può essere una soluzione consigliabile per ovviare a questo problema di sì. cui tra l'altro avevamo anche accennato e parlato. Poi accenniamoci un'altra questione che è importante, è la spesa sanitaria dei pensionati, che continua ad aumentare, quindi questa è una questione irrisolta, riguarda la regione, quindi qui si va al bilancio regionale e vedremo che cosa ne emergerà. Ci sono notizie, ci sono speranze, ci sono aspettative? Allora, proprio sociosanitaria più che sanitaria. Sì, proprio in questi giorni sono venuti fuori, ma intanto sembra che sono passati i livelli essenziali, i nuovi livelli essenziali di assistenza. Sono passati in Camera al Senato e adesso dovrebbero giusto, è vero. essere. Guardate che questo, siccome erano da 15 anni che non venivano aggiornati, che non si cambiavano, entrano un sacco di specialità, insomma, no? di assistenza, di assistenza, come dire, servizi, sanitaria, sì. Che era fuori, che era esclusa e che le persone dovevano pagarsi. Entrano delle malattie rare, aumentano delle patologie croniche. No? Ma per saperlo il cittadino come fa? Come fa? Il suo medico di base lo deve assolutamente sapere. Allora, il medico di base. No, perché il medico di base è quello che prescrive le visite, che prescrive i farmaci. C'è anche un altro discorso da fare anche rispetto alla spesa, come dire, personale che le persone devono fare sostenere per conto proprio, che è quella dei farmaci. Noi abbiamo aderito a una campagna a livello nazionale che è Io equivalgo, assieme a partita da Cittadinanza Attiva, e proprio in questo rapporto che si vede proprio di questi giorni, quello che incide molto sulla spesa sanitaria nazionale è proprio la farmaceutica. Ah beh, caspita, assolutamente sì. Sì, però se come cittadino, come persona, continuo a scegliere il farmaco di marca, quando potrei prendermi l'equivalente generico e non pagarlo, e invece se decido di scegliere quello di marca, devo pagare la differenza. Poi a fine anno grava, però ripeto, qua si tratta di fidarsi. Cosa c'è? La paura che il principio attivo non sia lo stesso? Invece no, assolutamente il principio attivo è lo stesso, non c'è nessunissima differenza. Quindi meglio, perché per fare due conti in tasca a ciascuno, prendere il farmaco generico e spendere meno, oppure addirittura lo passa il sistema sanitario, che non dover pagare il farmaco. Perché delle volte la differenza marchiato. È anche notevole tra il marchio, il farmaco marchiato, griffato, diciamo, no? E il generico. Certo, quindi, è il potere della pubblicità.
Sì. Il farmaco di marca è pubblicizzato, eccetera, e dà l'impressione di essere più efficace invece del farmaco. Magari ti annuncia che c'è quel principio attivo che fa più effetto, che non va a incidere su un altro farmaco. Il principio attivo non è che modifico chimica, ma no. Sì. Beh, su questo c'è il medico che può consigliare il paziente, e il medico sa benissimo se il principio attivo è contenuto nelle stesse quantità nel farmaco di marca o nel farmaco equivalente. Però è proprio il medico che scrive la ricetta. Se poi ci sono dei casi particolari in cui magari la presenza di eccipienti nel medicinale, non so, a cui il paziente è allergico potrebbe essere, fa sì che non si possa magari prendere un equivalente. Magari non possono andare in concomitanza con altri farmaci che una persona prende, perché poi sappiamo che l'anziano ma il medico su queste cose. Quindi chiedete al medico di prescrivere il farmaco non generico. Allora, spese dei pensionati abbiamo parlato, occhio alla prescrizione. Occhio alla prescrizione, sì, è meglio richiamarla questa, perché ormai siamo a fine dicembre. E ricordo a tutti i pensionati che nel 2012 e 2013 hanno avuto il blocco della rivalutazione, dell'aumento della loro pensione per effetto della legge Monti-Fornero, che possono interrompere i tempi della prescrizione in attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale che è tesa a far sì che ricevano in pieno quanto perduto all'epoca. Spero di essermi spiegata bene. Se non mi sono spiegata bene, allora tutti i pensionati che nel 2012-2013 non hanno avuto la rivalutazione possono andare nelle nostre sedi, se non l'hanno già fatto, a richiedere il facsimile della lettera raccomandata da mandare all'INPS, in cui loro chiedono la rivalutazione della loro pensione, cioè chiedono gli vengano riconosciuti integralmente gli aumenti che c'erano stati in quegli anni. Questa lettera non avrà seguito, è ininfluente che l'INPS risponda oppure no, ma è importantissima perché interrompe i tempi della prescrizione. Vuol dire che se la Corte Costituzionale darà ragione ai pensionati che hanno fatto ricorso, e ricordo che nel Veneto lo SPI, CGIL e l'Inca hanno patrocinato 4 ricorsi, se ci darà ragione la Corte Costituzionale, i pensionati avranno diritto agli arretrati per intero se interrompono proprio questi tempi. Quindi entro il 31 dicembre è meglio fare la raccomandata per tutti quanti. Se qualcuno dovesse farla anche qualche giorno dopo non capita niente. Ricordo che gli arretrati sono esigibili nei 5 anni indietro. Benissimo, allora noi dobbiamo parlare anche un po' sul discorso del lavoro che è stato svolto anche dai pensionati dello SPI sulla legalità, e quindi vorrei dedicare anche questo spazio. Non so se incombe la pubblicità, ma forse abbiamo qualche minuto ancora di tempo. Parliamo di questo, del vostro impegno per la legalità. Il nostro impegno sulla legalità è un impegno importante, insomma, ed è anche un ambito, un tema che ci interessa particolarmente. I pensionati sono quelli che hanno fatto l'Italia, no? Che hanno fatto dopo la guerra di liberazione, che hanno fatto le grandi riforme e tante battaglie democratiche, e quindi la legalità fa parte, insomma, no? Della loro voglia di dare un futuro diverso ai giovani. E quindi il nostro impegno è veramente a 360 gradi, c'è a livello proprio verso i giovani con interventi nelle scuole, quindi con o conferenze oppure proprio incontri con gli studenti, portando sindacalisti, pensionati che hanno fatto magari i sindacalisti, che parlano della legalità nel lavoro, per esempio, no? che è una cosa importante, significa rispetto delle regole, delle leggi, no? E quindi non lavoro nero o sfruttamento come purtroppo avviene ancora in tanti ambiti. E poi perché i ragazzi, insomma, i pensionati devono dare e regalare un po' della loro memoria
ai giovani perché possano, come dire, vedere un futuro diverso partendo dalle esperienze dei nonni, no? delle persone più anziane. Ma poi soprattutto il nostro impegno è sui campi della legalità. E cosa sono? Sono quei terreni, o edifici, insomma situazioni che sono state espropriate a mafia, camorra, 'ndrangheta, insomma le mafie, e che c'era il rischio che questi beni rimanessero, come dire, abbandonati e quindi non fruttassero rispetto alla loro funzione, perché tante volte sono anche attività economiche e quindi bisogna assolutamente. Quindi voi vi siete impegnati volontariamente? Sì, così, allora con questi spirito beni di volontariato confiscati vengono dati, lo Stato li consegna a delle associazioni come Libera, come Arci, come tante altre associazioni. E noi, in collaborazione con queste associazioni, ci siamo messi a disposizione per dare una mano in questi campi della legalità. con i ragazzi? Con i ragazzi vanno a lavorare, svolgono un lavoro, per esempio, adesso faccio l'esempio, noi qua del Veneto ci occupiamo di alcuni campi, abbiamo la responsabilità ed è a Parete, provincia di Caserta. Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, e poi anche siamo andati in Puglia, siamo andati in Calabria, abbiamo fatto anche una puntata giù in Sicilia, ma però principalmente questa situazione in provincia di Caserta. Poi abbiamo Campolongo Maggiore, qua proprio nel Veneto, sì, che era il feudo di Felicetto Maniero, no? Perché la mafia l'abbiamo anche avuta qua, di altro, come dire, autoctona e non esportata. E poi ci sono dei beni confiscati a Erbè in provincia di Verona. C'è un bene in provincia di Rovigo, ma ancora non è partita una... Comunque questo è l'impegno per sensibilizzare i giovani, insomma, certo, praticamente questo problema. E quindi là i giovani lavorano, danno una mano, lavorano il terreno o le opere che ci sono da fare. Per esempio a Parete c'era da creare un'area picnic, no? Quindi dissodare, eccetera, però anche dopo dare una mano hanno fatto una prima semina. E i pensionati, i volontari pensionati invece vanno per preparare da mangiare, dai, così danno anche un aiuto nutrire concreto. I giovani, no? Dare da mangiare, però non solo di cibo, perché poi partecipano al pomeriggio, queste attività la mattina si lavora, al pomeriggio tutti insieme, quindi giovani e anche pensionati, si fa come una scuola della legalità. E quindi sono discusse approfondite e quindi di nuovo temi. Questo scambio intergenerazionale molto importante. Perfetto, pubblicità velocissimi, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.